se un dipendente non si vuole vaccinare, è possibile che venga allontanato, magari per motivi di sicurezza? E questo è proprio un messaggio arrivato a pennello, perché volevo leggere questi dati vostri. Quasi 40% delle vittime in occasione di lavoro nel primo mese dell'anno è deceduto per contagio da Covid, 40% delle vittime, e qui si è parlato anche da parte degli industriali di mettere l'obbligo in capo alle aziende di costringere i lavoratori a vaccinarsi, perché a questo punto potrebbe diventare una cosa significativa e importante. Allora, da un lato si può costringere il lavoratore a vaccinarsi qualora questo possa essere di pregiudizio all'attività aziendale, se sì o no, o può essere causa di allontanamento dall'azienda, di sanzioni di qualche tipo. Che cosa dice al riguardo? E poi un po' l'altra questione. Sì, questo è un tema che in questo periodo è molto dibattuto. Abbiamo anche noi recentemente fatto un incontro in videoconferenza a cui hanno partecipato più di 400 persone, trattando proprio questo tema, cioè l'obbligo di vaccinazione. Allora, la situazione al momento, attualmente, è questa. Dico attualmente in base alla legislazione vigente in questo momento. Il datore di lavoro non può obbligare il lavoratore a vaccinarsi. Non era previsto prima della pandemia e continua a non essere previsto. Diciamo che più in generale a livello costituzionale non si può obbligare nessun cittadino della Repubblica a subire, diciamo così, delle cure mediche se non ne ha la sua volontà, contrariamente alla sua volontà, o a meno che non sia previsto dalla legge. In questo momento nessuna legge prevede l'obbligo di vaccinazione contro il Covid. Quindi il datore di lavoro non può obbligare il lavoratore a vaccinarsi. Cosa può succedere? Può succedere, ma io personalmente ritengo in questo momento sia prematuro, che il datore di lavoro determini che il vaccino è necessario per svolgere l'attività lavorativa che deve fare il lavoratore. Perché dico che è prematuro? Perché anche se il datore di lavoro arrivasse a questa conclusione in questo momento non potrebbe fornirsi dei vaccini. Stiamo parlando, no, in questi giorni della difficoltà di vaccinare la popolazione. Non è che uno va in farmacia, compra il vaccino e poi lo somministra a chi vuole. Purtroppo in questo momento vi è proprio una difficoltà di forniture, di acquisizione del vaccino. Comunque, al di là di questo, immaginiamo che il datore di lavoro arrivi a determinare come misura di sicurezza la vaccinazione del lavoratore. Torniamo al punto di prima, comunque non può obbligarlo, quindi può mettere a disposizione il vaccino, può spiegare al lavoratore che è opportuno, per non dire necessario, che lui si vaccini, ma il lavoratore può continuare a rifiutarsi. Laddove il lavoratore si rifiutasse, diciamo che potremmo ritenerlo non più idoneo a svolgere quella mansione e quindi o gli facciamo in azienda fare qualcos'altro, quindi gli cambiamo la mansione, se è possibile, oppure si potrebbe arrivare, in ultima ipotesi, anche al licenziamento per giustificati motivi. Scusate, io non posso esprimermi su vaccini e altro perché non sono un esperto, ma il datore di lavoro può dire che il vaccino sia necessario allo svolgimento del lavoro? Ma dove state andando? E può pure licenziare, questo è un ricatto. Non è che stiamo andando da nessuna parte, è quello che è previsto dalla legge ed era previsto anche in passato, prima del Covid. Non è una novità legata alla pandemia in corso. Laddove vi sono degli agenti biologici che potrebbero determinare delle malattie gravi ai lavoratori, il datore di lavoro insieme col medico competente potrebbero stabilire come una delle varie misure di sicurezza la vaccinazione. Torno a dire, non possono obbligare il lavoratore a vaccinarsi. Ricordo che la Costituzione, come dicevo prima, consente comunque di obbligare a, diciamo così, ricevere delle cure, quindi anche delle vaccinazioni, laddove venisse emessa, prodotta una legge specifica. Quindi comunque a livello statale si potrebbe determinare l'obbligo di vaccinazione. Allora in quel caso lì chiaramente non staremo più a discutere se si può fare o non si può fare, perché sarebbe determinato a livello legale, legislativo. Devo dire comunque che anche a livello comunitario le indicazioni che vengono date è quello di non arrivare all'obbligo di vaccinazione.